chiamo Tosi Marco, abito a Tragnago e di solito sono parecchi anni che in tutte le estati organizziamo dei viaggi, io e il mio amico Aldo Ridolfi, per viaggiare in Europa, in Italia e in Europa. Il totale di questo viaggio fino a Lisbona è stato di 2800 km che abbiamo percorso in 14 tappe, circa sono 200 km a giornata, avendo le borse dietro e passando le Alpi, passando le città, passando tutta la zona della costa spagnola che di pianura non ce n'è neanche un poca. Ecco, forse uno si chiederà perché ci sottoponiamo a questo tipo di esercizio fisico, e me lo sono chiesto anch'io i primi anni. E insomma non è la prestazione sportiva alla fine che conta, è che noi attraverso queste prove, diciamo, andiamo alla ricerca di noi stessi, andiamo alla ricerca dei nostri limiti, andiamo a vedere fino a che punto riusciamo a gestire le gambe e la testa. Questo un po' è, insomma, la filosofia del nostro viaggiare. Inoltre potremo viaggiare, che so io, in Mongolia, per dire, no, oggi si fa con facilità, si possono spostare le bici con l'aereo e così via. E invece noi in questa maniera ci immergiamo proprio nella nostra civiltà, sentiamo l'odore della nostra civiltà, ci confrontiamo con le auto, ci confrontiamo con i divieti per le biciclette e dobbiamo risolvere tutta una serie di problemi da giungla metropolitana.